Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con ilsussidiario.tv. In apertura, autonomia differenziata. Al Senato, il Nord chiede responsabilità e meno centralismo. Poi il piano casa di Salvini, con 60.000 alloggi da rimettere a norma. Spazio al Quirinale. Meloni rompe il tabù di un colle non riservato alla sinistra. All'estero, Trump tiene la linea dura sull'Iran e l'Italia rivendica un'alleanza franca con gli Stati Uniti. Poi Conte, chiamato a chiarire su mascherine e appalti. Infine Salvini querela per gli insulti al Pride. Partiamo. Autonomia, ora si fa. Il Nord chiede responsabilità. L'autonomia differenziata torna al centro dell'agenda parlamentare. Oggi il Senato ascolta Ragioneria dello Stato e Ufficio parlamentare di bilancio sugli schemi di intesa tra governo e regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È un passaggio tecnico e politico per una battaglia storica della Lega. Il punto è semplice: chi governa bene un territorio deve poter decidere di più. Non privilegi o secessioni mascherate, ma responsabilità, efficienza e controllo vicino ai cittadini. Meno ministeri che bloccano, più regioni che rispondono al territorio. Casa, piano Salvini. 60.000 alloggi, il piano casa arriva al Senato e diventa una prova concreta del governo. Non un bonus da conferenza stampa, ma case vere, cantieri veri. Giorgia Meloni, intervistata da Nicola Porro, ha indicato il cuore dell'operazione: ristrutturare 60.000 case popolari esistenti, ma non assegnabili perché non a norma. Poi abitazioni a prezzo sociale, almeno 30% sotto il mercato. La sinistra parla di diritti, ma lascia troppe famiglie e lavoratori prigionieri di affitti impossibili. La Lega di Salvini porta un'altra idea: recuperare patrimonio pubblico, sbloccare lavori, dare un tetto a chi resta schiacciato tra casa popolare e mercato. Colle, tabù finito. Destra senza complessi. Giorgia Meloni rompe un altro tabù della Repubblica. Un presidente della Repubblica non di sinistra non può più essere trattato come uno scandalo. Non è una provocazione, è normalità democratica. A 10 minuti, la Premier ha detto che per un certo establishment questa eventualità è terribile. Poi la frase più politica: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Valeva per Palazzo Chigi, può valere anche per il Quirinale. Per decenni la sinistra ha considerato le istituzioni come proprietà naturale. La destra poteva vincere, ma restava sotto esame. Oggi quello schema salta. Anche il Colle può smettere di essere un recinto progressista. Trump, linea forte sull'Iran. Italia franca con gli USA. Sul dossier Iran, Donald Trump tratta, ma senza arretrare sul punto decisivo. Teheran non deve avere l'arma nucleare. Gli inviati americani si muovono su Doha, mentre Israele avverte che se l'Iran colpisce ancora, il conflitto può ripartire rapidamente. Questa è deterrenza. Diplomazia sì, resa no. Non si stabilizza il Medio Oriente con l'appeasement, né consegnando l'Occidente ai ricatti sullo stretto di Hormuz. Meloni respinge la caricatura della sinistra. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. La Premier rivendica un Occidente fondato su franchezza e rispetto. Alleanza con gli Stati Uniti e difesa dell'interesse nazionale. L'Italia sta dalla parte giusta, ma deve starci in piedi. Conte, ora risponda. Mascherine e appalti, molto da chiarire. La commissione Covid diventa terreno di resa dei conti politica. Giuseppe Conte, ospite a Quarta Repubblica, prova a difendersi sul caso delle mascherine cinesi, ma lascia sul tavolo passaggi pesanti. Sull'appalto dice: non me ne sono occupato personalmente. Eppure era presidente del Consiglio, aveva nominato Arcuri e si parla di forniture enormi, commissioni milionarie e soldi pubblici. Poi apre alla possibilità di farsi ascoltare. Se devo dimettermi, mi dimetto e vengo. Bene, venga, risponda, chiarisca.
Meloni ha definito la vicenda oggettivamente incredibile. Gli italiani hanno pagato un prezzo enorme durante il Covid. Ora meritano documenti, nomi e responsabilità. Basta procedure come scudo. Basta lezioni dai 5 Stelle. Salvini querela. Pride. Basta insulti. Matteo Salvini porta in tribunale gli insulti ricevuti al Pride di Milano. Un attivista lo ha attaccato dal carro. Poi sono arrivate le scuse. La risposta del leader della Lega è secca. Ci vediamo in tribunale. Non è una notizia di colore, ma una questione politica. La libertà di manifestare non significa libertà di infangare. Il dissenso non autorizza l'insulto personale. Qui emerge il solito doppio standard. Se il bersaglio è progressista, ogni parola diventa emergenza democratica. Se è Salvini, si derubrica tutto a folklore. No, la legge vale per tutti. Libertà sì, impunità no. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump contro gli apparati. Corte, più poteri alla Casa Bianca. Negli Stati Uniti la Corte Suprema traccia un confine netto. Da una parte protegge la Federal Reserve, dall'altra apre a Donald Trump un margine più ampio sulle agenzie federali indipendenti. Non è una vittoria totale, ma strategica. John Merritt, sul sussidiario.net, spiega il punto. Nel caso Lisa Cook, la Fed resta un'istituzione speciale. Ma nel caso Slaughter, il presidente eletto potrà incidere di più su agenzie che regolano commercio, lavoro, concorrenza e mercati. La vera notizia è che la Corte ha fermato Trump solo sulla Federal Reserve. Fuori da quel perimetro, gli apparati non saranno più cittadelle intoccabili. La democrazia non può essere commissariata da burocrazie permanenti che decidono senza voto. Chi governa deve poter governare. Se sbaglia, risponde agli elettori. Meno potere automatico ai tecnici, più responsabilità alla politica eletta. Europa, suicidio green. Pelanda attacca le regole UE. L'Europa rischia di affondare la propria industria non per destino, ma per scelta. Regole green punitive, costi energetici troppo alti, concorrenza cinese e un egoismo tedesco che pensa prima a Berlino. Carlo Pelanda, intervistato dal sussidiario.net, fotografa un'Unione Europea che si fa male da sola. Il passaggio più duro riguarda il Green Deal. Pelanda non nega l'emergenza climatica, ma dice che se le regole rendono meno competitiva l'industria, allora significa essere degli idioti. Per Radio Libertà, la transizione ecologica non può diventare una macchina contro fabbriche, auto, famiglie, bollette e lavoro. Non si salva il pianeta distruggendo la manifattura europea, mentre Cina, India e Stati Uniti difendono i propri interessi. Il problema è la debolezza europea. Se Bruxelles si presenta con divieti, tasse e moralismo green, non può stupirsi se gli altri comandano. La strada è un'altra. Nucleare di nuova generazione, tecnologia, rinnovabili dove servono e meno tasse per chi investe. Non ideologia. Industria, energia, lavoro. E con questa notizia si chiude l'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con